Hanno vinto i cittadini, ha vinto l'idea del buon governo, ha vinto l'idea del partito del fare, ha vinto l'idea che le persone vengono al primo posto. I partiti devono fare un passo indietro, va bene organizzare la rappresentanza, ma qui stiamo parlando di un fenomeno nuovo. Le persone vogliono, secondo me, persone credibili. Io non ho mai fatto politica, non ho mai avuto una tessera politica, ho vissuto del mio lavoro, addirittura ho detto e confermo che non voglio un euro da questo comune perché i soldi che dovrei prendere come sindaco li metterò su un fondo per le persone bisognose. Lo faccio perché la mia coscienza mi impone di dare un futuro a questa città e credo forse servirà a dare un futuro anche a questo paese e dobbiamo farlo tutti quanti con le persone di buona volontà, non credo che sia una questione di parte politica. Chi strumentalizza o si appoggia agli errori degli altri per magari evidenziare se stesso non sta facendo un buon servizio al paese. Credo che Venezia, che è sempre stata a capo della diplomazia, degli affari, dell'incrocio di culture, ecco, si può mettere, se riusciamo noi per primi a dimostrare che riusciamo a lavorare qui, al servizio dell'Italia intera, perché tutti i 20 milioni di persone che vengono ogni anno, di cui alcuni molto facoltosi e molto importanti nel mondo, possono essere, diciamo in qualche modo, messi in contatto col nostro sistema economico, col nostro sistema della manifattura, con la nostra agricoltura, per rilanciare l'Italia intera, per attrarre investimenti internazionali. Ma per fare questo dobbiamo essere seri tra di noi, dirci delle regole chiare e non continuare a giocare come i bambini sulle cose, sulle frasi, sulle parole. Nella realtà c'è un'insicurezza diffusa, questo problema di migranti è un problema che va risolto. Noi abbiamo proposto, e proporrò anche ufficialmente adesso che ho la carica, di fare a Palazzo Ducale una grande conferenza per i migranti, dove chiameremo Juncker, ovviamente Matteo Renzi e ovviamente Luca Zaia, proprio perché la posizione della Lega può essere assolutamente, secondo il mio punto di vista, utilizzabile dal governo italiano per spiegare all'Europa quanto ormai urgente e drammatica sia la questione. Allora, se forse a Venezia riuscissimo a fare questa conferenza internazionale europea, Venezia torna nel suo ruolo principale, capo della diplomazia, a capo di questo incrocio di persone.